Dopo un lustro di giunta a 5 Stelle, torna al Partito Democratico il comune di Mira. Il nuovo sindaco Marco Dori si è imposto col 60,4% dei consensi sull'avversaria Fucsia Antonella Trevisan, sostenuta invano dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il PD si prende quindi la sua rivincita dopo la bruciante sconfitta del 2012. L'amministrazione si conta sui voti, quindi indubbiamente hanno pagato delle scelte che la città non ha condiviso appieno. Però io non voglio essere troppo negativo, perché l'ho già detto anche in altre occasioni, le buone cose che sono state portate avanti da questa amministrazione le farò mia e cercherò di migliorarle. Ecumenico Dori anche nei confronti di Brugnaro, che aveva lanciato la sua OPA sul comune di Mira finanziando la campagna della Trevisan. Abbiamo vinto proprio perché abbiamo saputo dialogare con tutti e continueremo a farlo, promette, compreso il sindaco della città metropolitana, un'istituzione che rispettiamo e nella quale crediamo molto. La città metropolitana è una realtà che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, ma il potenziale ce l'ha. Il nostro obiettivo è coltivare l'interesse generale di Mira, e se questo interesse, questo sviluppo passa anche attraverso la città metropolitana, noi ci siamo e daremo il nostro contributo, forti appunto dei nostri oltre 39.000 abitanti che valgono il terzo o il quarto comune all'interno della città metropolitana. Mira deve fare la sua parte di leadership e la farà.